Amici bellini, c'è aria di neve a New York. Ciao, ma sta accorto. Ma comunque, buona partita. Forse ci siamo con tutto questo casino del sincronizzazione, ragazzi. Forza Napoli, sempre. Scrivetelo sotto nei commenti, a prescindere, per favore. Scrivete Forza Napoli sempre. Attenzione! No, ma dai, Mertens, cazzo! Proprio Mario Rui, perché questa è una tattica. Attenzione, Mertens. Dai, Lozano. Dai, Mertens, è buona. Mannaggia, tutto coso. Bravo Koulibaly. Bravissimo Lozano, va bene. Dai, Petagnone, questa è un'occasione che solo il destino. No. Maronna santa! Maronna mia, Koulibaly, che è sta roba? Ragazzi, ma che cazzo sta succedendo con queste caviglie? Bravo Petagnone per Di Lorenzo. Dai, sfruttiamo. Bravo Koulibaly. Bravo Zielinski. Ospina su Lukaku. Bravo Demme. Dai, Petagna, recupera. Rui. Bravo Koulibaly, dai. Bravissimi. Bravo va bene. Bravo Rui. Bravo Lozano, bravo Rui. Dai, qua devi ammonire, Qua devi ammonire! Cioè, qua, maglietta tirata, mani addosso, tutto, nemmeno fallo. Madonna mia, questo è mangiato quanto quello di Lukaku, di Lautaro, Bravo Insigne che ti trovi là. Ah, il tiro. Mamma mia, i tunnel di Zielinski oggi. Quanti brioscine. Quante belle brioscine. Lo vedete come vi dicevo io? Bakayoko è centrale e Demme più mezzala in questa fase. Lo vedete la tattica, maledizione. Bravo Mario Rui, dai Lollo, fai un ultimo sforzo. Dai, bravo Manolas. Dai, ma devi chiamare i falli. Cioè, non ha chiamato nemmeno questo fallo qua, con le due mani spinte così. Cioè, mi volete far capire? Bravo Manolas. Bravo Mario Rui. Finita. Ragazzi, è un macello, ma non è un macello perché tatticamente è precisa. È un macello avere la voce di Carmine Martino perché devo avere i secondi, la sincronizzazione. Esperimento riuscito, ma per me fallito perché mi distraggo troppo. Si torna alla telecronaca inglese. Iscrivetevi al canale, lasciate un like, vi voglio bene. Dai ragazzi, che nel primo tempo è stato interessantissimo lo spunto tattico su Insigne terzino. Ne dobbiamo parlare live, quindi una volta che avete finito di guardare questa reaction, sicuramente già siamo live. Controllate le notifiche, cliccate sulle campanelle. Per completezza, tutti i 3 falli gravi non chiamati al Napoli, eccetera. Ci aggiungiamo anche il fallo di mano di Insigne, perché per completezza, poi non è che venite, vedi solo quello che vedi tu. Gli arbitri sono scarsissimissimi. Anche quello di Insigne era chiaro ed evidente, era impossibile non chiamarlo. Va bene? Bravo Lollo. Ragazzi, è quasi una costruzione a 3, con Lollo a centrocampo e Mario Rui davanti a lui. È il calcio liquidissimo. È buono. C'è Insigne, c'è. Ci prova! Koulibaly. Bravissimo Lozano. Di Lorenzo, È fallo, dai. Niente, non dà niente. Vai Lozano, dai, ribaltala. Ed ecco un altro fallo che si è preso da dietro. Dai, che Lozano è così. Brozovic, quello che doveva essere ammonito nel primo tempo, Se ne aiuta Bravo Bakayoko. Niente, primo fallo ammonito. Primo fallo della partita ammonito. Prende il pallone e poi prende il resto, va bene. Ma vuoi ammonire per quando prende il pallone o per quando tirano la maglietta? Chiedo per un amico. E io qua mi cago sotto. Vedi, esce Brozovic, entra Sensi, mi cago sotto. Dai Lozano, ce l'hai! No! Fuori gioco, non lo so, però l'idea era buona. Bravo Koulibaly, dai che te lo sei mangiato stasera. Dai, non puoi spingere con 2 mani. Sentite il commentatore inglese. How ridiculous is that? This is absolute madness. Buono, dai Zielinski. Forte, Maronna
Non ci posso credere! Come ha fatto? Mamma mia, guardala che meraviglia! No, 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 no! No, non ci credo! Non ci posso credere! Un'azione hanno fatto, Sensi che vi ho detto prima. Rigore, voglio proprio vedere. Voglio proprio vedere. Un'azione hanno fatto. Cioè, invece di prendere il pallone, prende il piede. Fantastico, fantastico. Ci sta, è che non ci sta. Incredibile. No, 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 è qua si perde la testa. Cioè, tu hai espulso Insigne perché Insigne ti ha mandato a fanculo. Quante volte i giocatori mandano a fanculo gli arbitri? Quante volte tu hai deciso di espellere Insigne? Applausi, applausi. Fantastico ragazzi, fantastico. Con questo smettetela per sempre di parlare di scudetto, perché non si può giocare in Serie A. Il Napoli non può giocare in Serie A. Non mi fa niente, non mi fa niente. Noi la partita tatticamente l'abbiamo studiata bene, l'abbiamo giocata bene e l'abbiamo vinta sul campo tatticamente. Si poteva fare di più, tutto a posto, ma io guardo la partita tatticamente. Gattuso yes, Conte inesistente. Chi è onesto lo dice. Adesso vincete, fateci il 2-0. Non ha nessuna importanza. Mamma mia, chiama i falli dopo 2 anni. Una roba straordinaria. Straordinaria. Guarda che sta facendo il fenomeno proprio. Cioè, se fino a pochi minuti fa poteva essere un po' di qua e un po' di là, con cose anche discutibili, qua fenomeno proprio. Dove sta? Dove sta questo fallo? Tu hai chiamato calcio. Tu su una spallata regolare hai dato l'ammonizione. Ti rendi conto? Non sono nemmeno più arrabbiato, sono stupefatto. Spallata come quella di Lozano di 2 secondi fa, niente ammonizione. Se ne andava da solo. Un allenatore che toglie una punta e mette un cursore di fascia con un giocatore in meno. Grande Conte. Qua devi ammonire. Idiota di un arbitro, qua dovresti ammonire. Questo è un fallo d'ammonizione di Koulibaly. Non prende il pallone, va diretto sulla gamba, qua devi ammonire. Sei un idiota. E qua ti dimostra quando loro dentro di loro sanno di aver sbagliato tutti gli interventi. Quando non ammonisci qua, sei 2 volte ciuccio, perché lo sai che cerchi di equilibrare. È una vergogna. Dai, dai. Politano, no, non ci posso credere. Non ci posso credere. Uno e l'altro fa niente ammonizione. Non ammonire, non ammonire. Politano, mica Maz. Dai, Di Lorenzo. E che cacchio il tiro dell'1-1. Però qui no, cioè, se noi siamo in grado anche di segnare, nonostante tutto quello che ho detto fino a mo', ma come facciamo? C'è Petagna da solo. Di Petagna. No, me ne vado. No, me ne va, basta. Da New York Valerio Fluido è tutto, anzi quasi tutto, perché adesso ne parliamo live. Faccio sfogare a voi perché. Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn. Saverio Solido, non mi ricordo.